sotto il profilo cronologico, solo che la pandemia ci ha chiaramente imposto tempi diversi rispetto all'usuale. L'Accademia comunque in 253 anni di vita ha superato diverse pandemie, noi abbiamo superato fortunatamente questa e quindi procediamo verso futuri sviluppi. Siamo online? Sì, perché adesso dobbiamo adeguarci al nuovo sistema. Ecco. Prima di iniziare con la tradizionale relazione del Presidente, inviterei subito il Sindaco della città, l'Avvocato Federico Sboarina, a portare il suo saluto. Prego Federico. Levo... Sì, direi che... Mi autorizzo a levarla. Sì, autorizzati. Mi autorizzo da solo a levarla, tengo così a mezza via, che così diventa... No, perché in realtà, guardate, siamo al chiuso, quindi le regole vanno rispettate, quindi le tengo. Allora no, io... a ripensare. No, non volevo, questo non voleva essere un invito a metterla a te. Sì. No, io porto i saluti della città, dell'amministrazione, poi lascerò qui in mia vece l'assessore Briani, però ci tenevo a passare oggi perché è appena stato detto dal Presidente, un anno che finisce ma che in realtà di cui si battezza all'inizio, però il dato importante è che ci siamo qui, che siamo in presenza e quindi io tengo anche e soprattutto in queste settimane a partecipare a tutte quelle che sono quegli eventi. Oggi per esempio ero all'assemblea del nostro ordine, dell'ordine degli avvocati, mi riferisco all'avvocato in questo caso Briani, perché comunque sono scusa, è il nostro ordine, anche giustamente, perché stavo guardando lei, non ho la vista laterale, come dice mia moglie quando devo seguire i bambini, e dicevo questo è importante, ci tengo molto volentieri, perché sono tutte cose che abbiamo perso, no? Abbiamo perso da un anno a questa parte, non si sono fatte le assemblee, non si sono fatti gli incontri, non si sono fatti gli anni accademici, oppure si facevano, ma si facevano guardando lo schermo di un computer. Allora il fatto invece di poter ritornare ad essere in presenza, a dialogare, a discutere, a parlare di cultura, ad approfondire, a progettare, a costruire, tutto quello che serve nella normalità vera, perché la normalità vera non è quella di stare davanti allo schermo di un computer, la nostra normalità è anche quella di socializzare. Nel mio caso oggi non lo posso fare, ma ci terrei volentieri, perché poi questi sono incontri in cui a margine magari si fanno degli incontri, si sviluppano delle idee, nascono quelle cose che ad oggi la tecnologia non ci permette ancora ovviamente di avere. Molto utile, molto strumentale a quello che ci serve, ma non è quello strumento definitivo, ci può aiutare, ma non è tutto. Allora io nel portare i saluti, tu hai detto che saluto il professor Concia, che vedo e con il quale ci siamo incrociati, ahimè, non per il fatto che ci siamo incrociati, ma per il fatto che ci incrociavamo in tante trasmissioni televisive o in video addirittura, proprio perché si parlava di pandemia, si parlava di contagi, si parlava di virus. Ecco, passato tutto questo, a me piacerebbe che veramente questo coronavirus, è chiaro che dobbiamo ancora stare attenti, non è ancora che siamo tutti liberi, però entrasse veramente a far parte delle pagine della nostra storia, perché nel momento in cui entra a far parte delle pagine della nostra storia significa che è veramente un qualcosa di passato e che viene lasciato ai libri di storia di cui tutti noi involontariamente saremo oggettivamente protagonisti, perché abbiamo vissuto questa epoca. Quindi con l'augurio e l'auspicio che tutto questo passi veramente e sia oggetto magari di approfondimenti anche da parte dell'Accademia nei prossimi anni, dai vari punti di vista di quello che ci è successo di incredibile in questo anno e mezzo, io vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata di approfondimento, di studio, di lavoro e sempre a disposizione ovviamente da parte dell'amministrazione comunale, che lascio assolutamente ben rappresentato dall'avvocato Francesca Briani. Grazie e buona giornata. Ringrazio il Sindaco, grazie della presenza e invito allora a portare il suo saluto l'assessore alla cultura del Comune di Verona, l'avvocato Francesca Briani, che ci segue sin dal suo insediamento con grande attenzione. Sì, io mi siedo se non vi dispiace. Prego. Il Presidente è seduto solo più vicino al microfono. Sì, è vero, è stato uno dei primi atti amministrativi di questo mandato per quello che riguarda le mie competenze, è stato proprio un atto di attenzione all'Accademia dell'Agricoltura Scienze e Lettere e abbiamo ripulito il bellissimo portale che dà l'accesso al palazzo, a Palazzo Erbisti, e devo dire
lì è partita una collaborazione, in realtà con il Presidente ci lega anche una conoscenza professionale, anche di colleghi di studio di tanti anni fa, ma soprattutto io credo che importante sia dare attenzione all'Accademia per quello che l'Accademia ha rappresentato e rappresenta. E quell'azione così di restauro era anche dedicata ai 250 anni dell'Accademia, quindi è un compleanno assolutamente importante. Un'Accademia che valorizza il patrimonio culturale, materiale e immateriale della nostra città, con una storia importante e preziosa che oggi, naturalmente l'abbiamo detto secondo me anche l'anno scorso o comunque nell'ultima occasione di un'inaugurazione di un anno accademico. È ovvio che il conservare, tutelare, valorizzare il sapere e i saperi come sono contenuti in questo luogo e gli elementi di chi fa parte di questa storica istituzione va oggi per forza, deve essere accolta come nuova sfida e dovrà essere un sapere da declinare anche a favore di una situazione che vede il mondo trasformarsi rapidamente, non solo perché usciamo da un evento pandemico e da una situazione di emergenza sanitaria che sicuramente ha cambiato noi, ha modificato tante delle nostre abitudini, ha interrotto per un tempo molto lungo le nostre relazioni che oggi riprendono per fortuna in una città che io credo dimostri a pieno titolo di aver saputo reagire a questa situazione, tant'è la città e i suoi cittadini, perché va detto che oggi che abbiamo avuto la possibilità di riprendere tante delle nostre attività, penso alla riapertura dei nostri musei, alla ripresa degli spettacoli dal vivo, devo dire con un'ottima risposta pubblico, quindi vuol dire che c'è il bisogno, la voglia di partecipare, che c'è ormai anche l'abitudine, la consapevolezza di come comportarsi per poter fruire in sicurezza di questi contenuti culturali che sono insiti nella nostra città. Diciamo sempre, parlando di Verona, che è un museo a cielo aperto. Di recente, proprio con il sovrintendente, con il dottor Tinerri, abbiamo partecipato a un convegno organizzato dall'Associazione di More Storiche, che è proprio sul valore del patrimonio culturale. Veramente un ottimo convegno organizzato con un approccio multidisciplinare che ha fatto davvero, è stato di stimolo ed è di stimolo perché è ancora in corso in alcune tappe e sollecita la discussione riguardo a tanti aspetti, perché parlando del patrimonio culturale materiale e immateriale, tengo sempre a specificarlo, parliamo certamente di tutela, ma parliamo anche di conservazione, di valorizzazione, della possibilità di rendere fruibile questo patrimonio, ma per tutto questo bisogna avere conoscenza, consapevolezza, abilità e competenze. Ecco, quindi sicuramente istituzioni come quella che voi rappresentate possono aiutare anche le istituzioni pubbliche, gli enti locali, a affiancare appunto allo sviluppo dei propri progetti, delle proprie idee, quelle competenze che ci sono garantite dall'Accademia, dagli accademici. Penso alla relazione con l'Università di Verona, che anche in quest'anno di celebrazioni dantesche si sono dimostrate estremamente utili, perché l'Accademia è stata citata moltissime volte quest'anno, perché sapete che uno degli eventi, delle iniziative a cui abbiamo voluto dare maggior rilievo, qui c'è la direttrice del Sistema Museale Unico Cittadino Francesca Rossi, e abbiamo curato per la prima volta dal 1865 il restauro integrale della statua di Ugo Zannoni dedicata a Dante Alighieri, che l'Accademia dell'Agricoltura, le Belle Arti, quindi vollero effettivamente a dimostrazione di quello che anche Dante Alighieri ha dimostrato non solo da padre della lingua italiana, ma anche per quei valori che in epoca risorgimentale ha saputo infondere ai cittadini, anche ai cittadini veronesi, diventando proprio un simbolo di libertà. Ecco, quindi tutto questo è per dire che davvero le istituzioni pubbliche, le istituzioni come questa preziosa e importante Accademia devono camminare insieme anche in un mondo, siamo abituati ormai a parlare di PNRR,
di Next Generation. Esatto, di Next Generation, ma anche, insomma, sappiamo che certamente dobbiamo guardare in modo innovativo al futuro, ma senza perdere di vista queste conoscenze e queste competenze che non devono e non possono andare perdute, che sono quelle che danno alla nostra città, a tutti noi, la consapevolezza dell'identità di questo luogo, che è un luogo, siamo immersi in 2000 anni di storia, dobbiamo esserne consapevoli, sapere come in qualche modo amministrare al meglio questo grandissimo patrimonio che ci arriva da lontano, guardando verso il futuro. Questo è doveroso da parte nostra e io credo che l'Accademia saprà sicuramente rispondere a questa sfida. Ecco, quindi davvero buon inizio d'anno, diciamo così, è un momento di ripresa e tutti noi siamo ottimisti di poter andare verso un futuro, insomma, più roseo di questi mesi, anni che abbiamo alle spalle. Grazie. Ringrazio l'assessore Briani, alla quale sono legato da antica amicizia, e ho notato, è un dettaglio ma è dai dettagli, come diceva un grande storico, che spesso si ricava il carattere delle persone più che dalle grandi gesta, che nel restauro del monumento di Dante in Piazza dei Signori, che fu appunto l'Accademia di Agricoltura insieme all'Accademia di Belle Arti, entrambe presiedute dal senatore Camuzzoni, Giulio Camuzzoni, è stato opportunamente riportato anche nella dicitura, diciamo, rivolta al grande pubblico, questa paternità accademica che conserva uno dei bozzetti originali, oltre che a tutti i lavori della commissione che portò alla scelta della statua. E anche di questo gesto, diciamo, di attenzione ringrazio sia l'assessore che la dottoressa Rossi, direttore del sistema museale cittadino. Approfitterei della presenza in sala del soprintendente, perché come lei sa questa Accademia annovera tra i propri soci, ha annoverato nel passato grandi soprintendenti della città. Le sarei grato se potesse portare o volesse portare il suo saluto. Prego, dottor Tinè. Grazie Presidente, non era programmato, ma molto volentieri saluto il Presidente, il Segretario Generale, i soci presenti, naturalmente Sindaco e carissima Assessore alla Cultura, collega Francesca Rossi, come diceva l'assessore, l'Accademia, per quel poco che ancora ho avuto modo di conoscerla, è una realtà forte di aggregazione culturale, di comunicazione, e che ci consente a tutti di essere anche qui in posizione strategica, la sovrintendenza a 50 metri, il comune a 200, di riuscire, come dire, a coagulare questi interessi, queste iniziative che effettivamente stiamo cercando tutti di portare avanti per Verona. Dopo l'esperienza del Covid siamo in argomento, c'è una gran voglia di ripartire, di rinascere, finalmente di tornare intanto a stare insieme in presenza, a fare convegni fisicamente partecipati, e poi direi davvero di mettere in sinergia, a sistema, tutte queste forze civiche, pubbliche, statali, ma anche di privati, perché qui la caratteristica del Veneto, per me, e di Verona forse più in particolare, è proprio la forza della componente civile, no? Di una imprenditoria ricca ma anche generosa, no? Che è pronta a riversare, come abbiamo visto in occasioni anche recenti di crowdfunding, di proposta di sponsorizzazione. C'è stato proprio il recentissimo incontro qui in Accademia sulle incentivazioni possibili con l'Art Bonus, quindi il recovery che parte. C'è un momento in effetti in cui si può cercare di lavorare insieme per il bene della città, per come dire, far crescere Verona anche dal punto di vista dell'attività del culturale, non solo dei monumenti straordinari di cui dispone per eredità fortuita, no? Ma come dire, di valorizzarli sempre meglio, e credo che l'Accademia possa essere un forum di discussione e di confronto su questi aspetti, per cui vi sono grato di esistere da un quarto di millennio. Gli auguri di andare avanti e di rivestire sempre più questo ruolo di aggregatore civico. Grazie.
Abbiamo anche in sala il nostro socio onorario, il professor Fracanzani, consigliere della Suprema Corte di Cassazione e rappresentante della Suprema Corte alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo. Se il professore gradisce portare il saluto, le sarei grato. Grazie. Grazie Presidente, io parlo in piedi non per una coquerie ma per un antico rispetto che si deve a questa associazione, a questo sodalizio in quanto socio. E quindi i soci parlano in piedi, ho quindi il privilegio di parlare in piedi. E ogni volta che prendo la parola in questa sala prendo a protettore una delle divinità che ci guarda. Qui sopra di me c'è, ahimè, Crono, e il che lo vedete con la falce, no? Il che monito per due cose, uno per essere breve e due per essere saggio. L'essere breve è molto facile, l'essere saggio è un po' più difficile. Il senso forte della cultura è senz'altro essere spendibile, ma essere spendibile nel lungo periodo. È un investimento. La cultura non rende subito, e se è qualcosa che rende subito nell'immediato è speculazione e quindi non è cultura. La cultura rende se è sapiente, la cultura rende se è meditata, la cultura rende nel lungo periodo. Noi non abbiamo fretta, siamo qui da 250 anni, hic manebimus optime, l'augurio del sovrintendente è di restarci ancora a lungo, lo accogliamo sinceramente, senza superbia, ma con i migliori auspici. Grazie. Grazie. Ringrazio il professor Fracanzani e direi che possiamo procedere con il primo punto all'ordine del giorno, cioè la relazione del Presidente. Autorità, Presidenti emeriti, signori accademici, gentile signore, egregi signori. Inauguriamo oggi ufficialmente il 253esimo anno accademico dalla fondazione di questa istituzione, avvenuta con Ducale del Doge Luigi Mocenigo IV il 10 settembre 1768, accademia che continua con impegno e dedizione ad assolvere agli scopi che la Serenissima Repubblica ebbe ad assegnarla, come scriveva il Doge stesso nella sua lettera 1 ottobre 1768. L'Accademia abbia ad occuparsi con assidua applicazione ed impegno nazionale al miglioramento dell'agricoltura, considerandosi dal Senato di rintracciare il bene comune, ovviamente dal Senato Veneto. L'impegno, successivamente esteso alle scienze e alle lettere, è quello di porre a servizio del territorio e di tutta la comunità la sua attività. L'inusuale e tarda data di celebrazione dell'inizio di quest'anno accademico è un segno dei tempi, il tempo della pandemia che ci ha colpito e che ci ha rallentato, ma non ha fermato l'impegno e il lavoro per assolvere agli storici obblighi che questa istituzione ha verso il territorio che la ospita e la comunità. Obblighi che si sono concretizzati nell'anno accademico che ci lascia, il 252esimo, nella celebrazione di una trentina di eventi, meno rispetto all'usuale numero, ma comunque sempre di vaglia, che hanno spaziato nei diversi campi dello scibile tradizionalmente coltivati dai nostri studi e dedicati in specie al tema della salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio. Tra ottobre 2019 e febbraio 2020 abbiamo realizzato 28 eventi, ovviamente prima che le disposizioni emanate a seguito dell'epidemia interrompessero l'attività convegnistica. A settembre 2020 si è potuto riprendere con cautela con la presentazione del progetto False verità della medicina, un viaggio museale, un incontro a tema filosofico sul pensiero di natura e psicanalisi e infine la mostra Verona Viva dell'artista veronese di origine siberiana Natastasia, inaugurata il 16 ottobre 2020 e protrattasi fino al 24 ottobre con grande successo di pubblico. Quindi, e siamo alla fine del 2020, abbiamo ripreso la serie di eventi in streaming, quali quelli su Verona tra Medioevo e Rinascimento, le fake news, art e sisma bonus. Lo scorso anno, stante la stasi delle possibilità di riunione, ci siamo impegnati a potenziare la comunicazione e i servizi digitali
specie il reference a distanza e il servizio di riproduzioni digitali. Abbiamo anche inaugurato la nuova rubrica web Accademici per il Progresso, che consiste in video di pochi minuti dove vengono forniti cenni sull'opera dei nostri illustri accademici che, a partire dalla fondazione di questo sodalizio, ci hanno donato tratti di cultura e scienza. Questi medaglioni sono curati principalmente da nostri accademici che hanno fornito la loro disponibilità ad utilizzare questi nuovi canali di comunicazione che, seppur sommaria, raggiunge però un pubblico vasto. Ecco una punta di orgoglio che ricordo come a febbraio 2020 si sia concluso, grazie alla generosità dei benefattori, il restauro delle edicole gratulatorie e dei busti dei grandi accademici allocati nell'androne dell'ingresso di questo palazzo che, in un restauro del prezioso portale eseguita qualche anno fa grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale di Verona e dell'assessore Briani in specie, all'epoca appena insediata, hanno dato ulteriore contributo a mantenere il decoro dell'edificio che ci ospita, ma soprattutto il ricordo di grandi personaggi che tanto hanno giovato all'umanità con i loro studi e le loro scoperte. Nel 2019 il segretario accademico dottor Massimo Valsecchi e il membro effettivo professor Luciano Bonuzzi hanno donato apparecchiature mediche e libri di medicina, dando vita al primo importante nucleo del Museo degli Errori della Medicina. Nel corso del 2020 i libri sono stati catalogati e gli strumenti sono stati ordinati e collocati in un armadio ad hoc nella vicina sala dedicata all'abate Giuseppe Zamboni, l'inventore dell'orologio a pile, consentendo una facile fruizione al pubblico. È stato anche realizzato un catalogo di questo museo tematico con la collaborazione dei membri effettivi professor Luciano Bonuzzi e dottor Giuseppe Ferrari. Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno di Fondazione Cari Verona. La nostra biblioteca e il nostro archivio si sono ulteriormente arricchiti di libri e altro materiale prezioso agli occhi degli studiosi, cui è stata garantita la fruizione al pubblico col servizio di reference e prestito gratuito. Lo scorso anno è stato inoltre donato all'Accademia un fondo di araldica denominato Archivio Bibliografico Araldico Genealogico Veneto Nobile Ingegner Aurelio Lunigo, donazione del nobile Alberto Lunigo, composto di un'elegante libreria che contiene circa 350 volumi, a cui se ne sono aggiunti altri da parte di un gruppo di appassionati della materia, permettendo il nascere dell'iniziativa che auspichiamo si accresca in tempi molto brevi per dare giusta consistenza all'archivio stesso. Altra donazione che mi permetto di ricordare per dovere di completezza è quella del nuovo fondo librario chiamato Carcereri dei Prati, che si compone di numerosi volumi editi soprattutto tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento su viticoltura ed enologia. I due fondi saranno catalogati nell'anno in corso. La nostra Accademia lo scorso anno è stata anche tra i beneficiari del contributo statale per le biblioteche per l'acquisto di libri, che ci ha permesso di investire 10.000 euro in volumi a stampa e aggiornare le collezioni presenti in biblioteca. Questi libri sono già catalogati e a disposizione degli utenti. Anche la protomoteca dell'Accademia ha goduto di una nuova donazione fatta per il tramite del membro effettivo professor Giampaolo Marchi dai familiari del professor Giuseppe Morelli, che ci hanno omaggiato di un pregevole busto in terracotta opera del noto scultore Salazzari. L'anno decorso ha visto proseguire l'impegno accademico per le pubblicazioni scientifiche. Oltre al volume numero 189 degli atti e memorie di questa Accademia, hanno visto la luce i seguenti volumi: False verità della medicina, un viaggio museale a cura dei membri effettivi Massimo Valsecchi, con testi di Luciano Bonuzzi, Giuseppe Ferrari, Massimo Valsecchi. Un ricordo di Roberto Massalongo nel centenario dalla scomparsa, atti del convegno, Verona 12 dicembre 2019, a cura del membro effettivo Giancarlo Volpato. Nascita, funzione e attività delle Accademie di Agricoltura istituite dalla Serenissima Repubblica di Venezia, a cura di chi vi parla e del professor Giuseppe De Vergotini e dell'architetto Elisabeth Foroni. La versione digitale delle nostre pubblicazioni in formato PDF
ricercabile e scaricabile dal nostro sito istituzionale nella sezione Novità editoriali. In questo momento di difficoltà per biblioteche e istituti di cultura siamo sempre più consapevoli dell'importanza della digitalizzazione del materiale conservato della nostra biblioteca e della sua diffusione tramite i sistemi informatici. Alcuni passi in tal senso sono stati fatti in questi anni in Accademia relativamente ad una parte della nostra collezione di stampe ed alcuni estratti di testi antichi. Mai come oggi il nostro futuro pare essere legato al digitale, attraverso cui diffondere la conoscenza delle nostre radici per conservarle, valorizzarle, renderle fruibili e dare loro nuova vita. Per questo nel prossimo anno il nostro impegno sarà svolto a sviluppare ulteriormente questo aspetto. Lo scorso anno abbiamo digitalizzato e messo in rete gli indici degli atti e memorie che dal 1806 pubblichiamo e quest'anno stiamo procedendo alla digitalizzazione di tutti i numeri della rivista. Attualmente, grazie al sostegno di AGSM, abbiamo digitalizzato i primi 100 numeri della rivista che presto saranno messi online, fornendo all'utente dei PDF ricercabili e disponibili direttamente da remoto. Lo stesso vorremmo fare con le cosiddette pubblicazioni preatti, ossia quelle che intercorrono nell'asso temporale 1768-1806, per poi passare ai volumi più antichi conservati nella nostra biblioteca storica. Stiamo lavorando anche alla messa in rete sul sito istituzionale dell'elenco perpetuo dei soci dell'Accademia sin dalla fondazione ad oggi. Per ogni socio sarà presente una scheda con elementi biografici relativi alla carriera accademica, una foto e per i soci attuali un link al curriculum vitae. Il lavoro è attualmente in essere ad opera del membro effettivo segretario emerito dottor Giuseppe Franco Viviani, che ringrazio perché è veramente un impegno monumentale. Nell'anno trascorso non sono mancati i lutti. Invito ad alzarvi, grazie. Si sono spenti gli accademici, dottor Alberto Bauli, professor Ruggero Boschi, dottor Giuseppe Brugnoli, professor Ezio Buchi, ingegner Sandro Casali, professor Lauro Cogliar, professor Giuseppe Gaburro, professor Francesco Lechi, dottor Giovanni Padovani, dottor Franco Scaramuzzi, professor Piero Zardini. Prego, grazie. Usualmente, a seguito dell'elenco degli accademici che sono mancati, segue l'elenco dei nuovi accademici chiamati a rimpolpare le nostre file. Quest'anno non è possibile perché la pandemia non ha consentito il funzionamento delle commissioni accademiche deputate allo scopo, però speriamo presto di poter avere la gioia di celebrare i nuovi ingressi, visto che le procedure sono appena state attivate grazie alla fine del periodo di confinamento. Secondo quella che è divenuta una consuetudine almeno negli anni della mia presidenza, ometto completamente di affrontare il capitolo afferente alla situazione economico-finanziaria, che la pandemia ovviamente ha aggravato, per cui la reggenza accademica è stata costretta ed è costretta a proseguire nel rigore per il contenimento dei costi, rigore che è temprato solo dalla generosa disponibilità degli accademici e degli amanti del sapere. A tal proposito rivolgo a nome di tutta la reggenza un sentito grazie a quei soci che hanno sostenuto l'Accademia anche attraverso contribuzioni volontarie. Doverosi ma sentiti ringraziamenti vadano alla Fondazione Cari Verona nella persona del suo presidente, il professor Alessandro Mazzucco, alla Fondazione Banco Popolare di Verona, al Ministero della Cultura, alla Regione Veneto, ad AGSM SPA, ad Acque Veronesi SPA, al Consorzio ZAI Quadrante Europa, alla Fondazione Cattolica e alla Gaspari Foundation, che con i loro contributi hanno permesso anche quest'anno all'Accademia di esistere ed operare. Un ringraziamento particolare va rivolto al Comune di Verona, con cui permangono e anzi si intensificano ogni giorno di più i rapporti di una stretta e feconda collaborazione. Non dimentico comunque nemmeno la provincia di Verona che ci è vicino. Ringrazio i presidenti uscenti delle commissioni scientifiche di classe che abbiamo potuto rinnovare grazie appunto alla fine del confinamento, professor Giampaolo Marchi e dottoressa Alessandro Aspes,
e i subentranti, il dottor Giuseppe Franco Viviani e l'ingegner Galeazzo Sciaretta. Ringrazio altresì il direttore responsabile degli atti e memorie, professor Alberto Castaldini, il collegio dei sindaci revisori, nelle persone dei dottori Alessandro Vincenzi, Gianluca Zamboni e Marco Bozzola. Ringrazio anche lo studio Temelin e le nostre capaci e solerti collaboratrici, dottoressa Chiara Contri e dottoressa Camilla Bertani. Un grazie infine per la puntuale e fattiva collaborazione ai membri della Reggenza che in questi momenti difficili e delicati condividono con me la responsabilità dell'amministrazione dell'istruzione, il segretario accademico dottor Massimo Valsecchi, l'amministratore dottor Giovanni Borghini, gli assessori di classe professor Alfredo Buonopane e dottor Roberto Zorzin. Dichiaro quindi ufficialmente aperto il 253esimo anno accademico. Grazie. I nostri lavori si concludono con la prolusione ufficiale che quest'anno è affidata al professor Ettore Concia, noto virologo che non ha bisogno della mia presentazione, il quale ci intratterrà su questo tema d'attualità Covid-19, passato, presente e futuro. Prego, professore. Grazie molto per l'invito, avvocato Carcereri. Mi ha invitato a parlare di una tematica, ovviamente io sono un infettivologo e quindi in pensione, ma insomma ancora abbastanza attivo. Covid passato, questo è passato e presente. Vedete, il passato sono le due precedenti epidemie da coronavirus, la SARS 8.000 casi, 800 morti, la MERS che è in Arabia Saudita arriva dal cammello, sono stati 1.500 2.000 casi col 35% di mortalità però. E poi c'è questo nuovo coronavirus che è arrivato da dove? Ma vedete, nella parte di destra si vedono molti pipistrelli, in effetti sono dei virus dei pipistrelli che possono fare il salto di specie passando attraverso un'altra, nel caso specifico si è ipotizzato il pangolino. Questa è una verosimile origine. Poi c'è un'origine artificiale, questa è fantascienza. La terza è una possibilità su cui si dibatte, vale a dire a Wuhan c'è un grosso laboratorio di virologia dove partecipano Stati Uniti, Francia, eccetera. Qualcuno ha manipolato un coronavirus del pipistrello per farlo diventare più contagioso? È un'ipotesi. E questo virus è poi scappato dal laboratorio. Non so se arriveremo alla verità. Queste sono le cose ufficiali, ma queste non sono vere. Cioè gli amici cinesi il 31 dicembre dicono che c'è qualcosa che non va. Il qualcosa che non va fu denunciato da un medico cinese che fu messo immediatamente in galera in modo da zittirlo, poi lo liberarono. Poi il 9 gennaio viene isolato il virus, non è la verità, nel senso che questa epidemia era già cominciata nei mesi precedenti, anche in Italia. Ho letto un rapporto significativo, nell'autunno del 2019 ci fu un'impennata di casi di polmonite interstiziali non spiegabili e questo virus dà polmoniti interstiziali. Ecco. Quindi sicuramente era iniziata prima, poi ci furono i due cinesi, il grande battage e poi il paziente zero il 21 febbraio, ma che non era certo il paziente zero, diciamo che alcune centinaia di casi c'erano già prima. E ovviamente ci hanno colti impreparati. Questo è un monito fra passato e futuro. Ho preso il 28 giugno del 2020, cioè un anno fa esattamente, c'erano 174 casi. Oggi, diciamo ieri o l'altro ieri, ce ne sono 337. Quindi noi diciamo va tutto bene, possiamo finalmente dire liberi tutti. Attenzione signori, perché qui eravamo già quasi al punto zero, poi un'estate con comportamenti dissennati ha fatto esplodere la seconda ondata. Voi mi potete controdedurre che adesso ci sono i vaccini, ma quanti sono i vaccinati lo vedremo dopo. Casi nel mondo, 182 milioni, 4 milioni di morti. L'Italia è purtroppo, siamo sul 7º, 8º posto, ma come numero di morti siamo quinti o sesti, popolazione anziana,
ma anche la grande impreparazione della sanità nell'affrontare questa pandemia. Guardate qui a destra, sono morti 350 medici, 50 infermieri e 50 operatori sociosanitari. Questi sono morti perché non avevano i dispositivi di protezione, non sono morti per caso. Poi questi sono stati medici eroi, fra un po' ci troveremo tutti in tribunale per difenderci da tutti i guai che ci sono stati. Vi ricordate questa colpevole strage nelle lungodegenze per anziane? Ci furono risposte sanitarie di vari livelli. Il Veneto ha retto abbastanza bene, la Lombardia no. La Lombardia ha ricoverato tutti. Il 60% dei malati in Veneto è stato curato a domicilio. Il 60-70% dei malati in Lombardia è andato in ospedale. Quindi ha saturato tutto. Ci furono addirittura degli aerei militari che portavano i malati in Germania, quelli più gravi. Quindi questa è stata una strage. Perché? Perché la sanità italiana non era preparata ad affrontare un evento pandemico. Mancavano i dispositivi medici, mancavano le mascherine, mancavano i camici, mancavano tante cose, i posti letto, soprattutto quelli di rianimazione. Non dobbiamo anche dimenticare gli effetti collaterali di questa pandemia. A Verona a parte le malattie infettive, ci sono stati 3 reparti a Borgo Roma e 2 a Borgo Trento. In quei reparti i malati che normalmente afferivano per altri motivi non hanno potuto afferire, quindi sicuramente ci sono stati dei morti. Le attrezzature in rianimazione, mancavano gli specialisti, soprattutto i rianimatori, e poi c'è questo discorso pubblico-privato. Ecco, quindi io credo che questo deve essere un monito per ripensare alla sanità nei prossimi anni. Governo centrale o regionale, ma questa è politica. Allora, sulla malattia non mi dilungo. Vedete, la malattia ha molti casi asintomatici, lievi o moderati. Questi possono essere gestiti a domicilio. Ovviamente ci vuole un'adeguata risposta da parte della medicina generale. Una quota minore ha una malattia più grave e deve andare in reparto medico, e una quota ancora minore, il 5%, sarà ricoverato in terapia intensiva. È una malattia strana. All'inizio è il virus che fa i danni, e quindi qui ci vorrebbe la terapia antivirale, perché noi dobbiamo colpire in qualunque malattia infettiva, colpire subito e colpire duro, non dopo una settimana. Poi subentra un eccesso di risposta infiammatoria, qui il virus ha già fatto i suoi danni, quindi qui la terapia è completamente diversa, ma questi sono dettagli tecnici. Sul tipo di malattia poteva sembrare una sindrome influenzale con cose un po' strane, perdita di gusto e olfatto. Sicuramente l'età avanzata, lo vedremo dopo, e le comorbidità, ipertensione, cardiopatie, diabete, obesità, danno un contributo notevole in una prognosi infausta. Guardate qua, i casi totali sono distribuiti in qualunque età, ma guardate i deceduti. I numeri importanti iniziano dai 70 in su. Ecco, questo spiega in parte la strage nelle lungodegenze per anziani. Vedete come il tasso di letalità, anche se sono colpiti dei bambini, ma la letalità è quasi zero, il tasso di letalità è soprattutto da 70 in poi e si impenna dai 90 in poi. Vi sono terapie adeguate. Ho sentito cose strane, dice ma adesso sappiamo come affrontare la malattia. No, non è vero. Noi non abbiamo nessun antivirale che funziona. Io ai tempi ho curato tanti malati AIDS, l'AIDS fu scoperto nel 1983, i primi farmaci efficaci uscirono nel 1995, cioè 12 anni dopo, quindi non possiamo pensare che la ricerca vada così in fretta da fabbricare farmaci. Quindi tutti gli antivirali funzionano poco e male. Poi ci sono i farmaci che dovrebbero spegnere questo eccesso di immunità, un'infiammazione esagerata, che funzionano poco e male. Il cortisone ad alte dosi in alcune, quindi un vecchio farmaco di 50 anni, può funzionare, la terapia anticoagulante sì, perché questo è un virus che fa trombi a livello polmonare, ma non solo, quindi una terapia antitrombotica come profilassi o terapia funziona. E poi qua io ho molti dubbi, vedete ho messo punti interrogativi, cioè il plasma iperimmune, il plasma tratto da malati guariti, oppure i monoclonali funzionano bene, abbiamo tanti dubbi.
I monoclonali possono essere utili se dati subito, e quindi è un malato che sta bene, però un malato che sta bene forse non è tanto contento di andare in ospedale a fare una terapia. Costano 1.500-2.000 euro a somministrazione, quindi rischiamo di curare 100 malati, ma l'80% andrebbe bene per i fatti suoi, e in quel caso spendiamo 100.000 euro. Quindi è tutto da vedere. I vaccini, questi sono stati fino adesso, direi, la nostra salvezza. Ormai sono tutti, io dico che in Italia ci sono 60 milioni di virologi, più una serie di squilibrati colleghi che vanno in televisione a dire le cose più disparate. RNA, l'adenovirus e compagnia bella, non stiamo a dilungarsi. Voi vedete che funzionano bene. Il vaccino anti-influenzale che dobbiamo fare tutti, soprattutto quelli della mia età, non è che funzioni poi tanto bene. Quando arriva al 60% è già un buon successo in un anziano. Qui abbiamo il Pfizer che funziona nel 94%, il Moderna lo stesso, AstraZeneca o Johnson & Johnson un po' meno, siamo però oltre l'80%, quindi sono dei buoni vaccini, su questo non c'è dubbio. E questo è stato un miracolo della medicina, avere prodotto in un anno dei vaccini potenti. Normalmente ci vogliono 3, 4, 5 anni, quindi questo è stato un grande successo. Ovviamente le aziende hanno intravisto il business, quindi sono in fase di studio 120-130 vaccini. Quindi vedete qua in fase 1, 2, ma parecchi in fase anche abbastanza avanzata. Ecco, tutto sommato ne sono falliti 3 o 4, insomma. Quindi nei prossimi mesi e anni, perché questo ce lo porteremo avanti per un po' di tempo, avremo dei vaccini sempre più sicuri e più potenti. Vedete l'efficacia 94, 93, AstraZeneca 80, lo Sputnik non è male, però questi qua non hanno mai presentato un dossier all'EMA, quindi io non me lo farei adesso. Ecco, c'era il nostro amico Campano che voleva comprare lo Sputnik, ci vogliono le autorizzazioni. E Johnson & Johnson, che è un buon vaccino, non ha avuto un grande successo. Dove siamo? Allora, siamo ormai a 500-600 mila dosi giornaliere, che è un grande successo. Questo generale sul piano logistico ha operato molto bene, non c'è dubbio. Però vedete, voi sapete che noi dovremmo tendere idealmente all'immunità di gregge, il che vuol dire vaccinare il 70-80% della popolazione. Oggi siamo al 30%. Quindi per quello io dico, quest'estate con il motto liberi tutti, in parte mi preoccupa, Lo stesso generale Figliuolo dice che noi arriveremo all'immunità di gregge dopo l'estate. E vedete, popolazione vaccinata, l'Italia è 30% col ciclo completo, e noi dobbiamo tendere al ciclo completo, non solo a una dose, vi dirò poi perché. Il Veneto è qua più o meno la stessa cosa, insomma, ecco. Quindi diciamo che l'Italia tutto sommato va abbastanza bene. Poi ci sono gli effetti collaterali che hanno sconcertato tantissimo. La storia della trombosi, vi ricordate la giovane donna morta a Genova, ecco, che non è morta per trombosi, ma non l'ha poi detto nessuno, è morto per un'emorragia cerebrale, che è un'altra cosa. Però 2 pagine di tutti i giornali per 3 giorni e poi è finita la storia. Allora, gli effetti collaterali ci sono e in gran parte sono banali, febbre, astenia, eccetera. Ci sono 2 cose strane. La prima è che gli effetti collaterali quasi non si manifestano negli anziani, ma solo nelle persone relativamente giovani. Vedete qua. Gli effetti collaterali sono sui 30enni, 40enni, eccetera. E poi c'è questa, che io non voglio commentare perché potrei essere accusato di maschilismo e alienarmi le simpatie delle signore presenti, ma nel 76% gli effetti collaterali colpiscono le donne. Datemi voi una spiegazione, perché sul piano fisiologico, eccetera, non ci riesco. La famosa trombosi da AstraZeneca esiste, non c'è dubbio. In Italia si rileva nello 0,45 casi su 100.000, cioè 2 su 200.000. Ma guardate questa, il rischio di trombosi, questo è il vaccino AstraZeneca, quindi 0,004. Signora donna che prende la pillola, 500.000 casi ogni 1.000 donne, fumatori più o meno allo stesso livello, e la malattia di per sé da trombosi in una percentuale non banale.
Quindi è vero, non esiste terapia sicura, non esiste, però queste sono profilassi, chiamiamolo una terapia vaccinale che tutto sommato funziona bene, ha degli effetti collaterali e non dobbiamo negarli, per oggi sappiamo dov'è. Quindi oggi l'AstraZeneca e in parte Johnson & Johnson devono essere usati a chi ha più di 60 anni, chi è più giovane, soprattutto se donna, si fa Pfizer o Moderna. Poi c'è stata quella strana storia del giorno dei vaccini, per cui hanno vaccinato tutto con qualunque cosa. Allora, chi ha fatto, una donna giovane che ha fatto AstraZeneca come prima dose, consiglierei di fare Pfizer come seconda dose, la cosiddetta vaccinazione eterogenea. Questo è l'obiettivo, vaccinare il 70-80%, noi siamo al 30%, ve lo ricordo. Quali sono i dubbi? Io ho due grandi dubbi al riguardo. Una, le varianti, ormai credo che siamo tutti virologi, la variante delta indiana ne parlano tutti. È questa, la variante indiana non dà una malattia più grave, ma è più contagiosa. Io sono rimasto scioccato, io sono un tifoso, ieri ho guardato Inghilterra-Germania a Wembley, c'erano 50.000 persone che urlavano, tutte senza mascherine, e questa è una follia comportamentale. Vi dirò come il comportamento può incidere. Le varianti sono una cosa strana, vi dicevo che io mi sono occupato ovviamente anche di AIDS. Guardate il virus dell'AIDS, si chiama HIV, lo sapete. Numero di nuove mutazioni nel genoma ogni giorno, 10.000 o 100.000 al giorno di mutazioni. La gran parte sono mutazioni negative, per cui il virus muore, qualcuna può essere interessante. Il virus un virus letale è un virus assurdo. Il virus vuole contagiare il più possibile senza ammazzare nessuno, perché se no muore anche lui se dà una letale. E quindi, ad esempio, le epidemie di Ebola si sono fermate tutti perché morivano tutti, e quindi ovviamente moriva anche il virus. Sta aumentando questa variante indiana, dal 2 siamo passati al 17%, quindi questo una certa cautela me la dà. Perché dico questo? Perché questo è uno studio fatto molto bene, è fatto su Pfizer, su vaccinati con Pfizer o AstraZeneca. Se uno fa solo la prima dose è coperto rispetto alla variante indiana nel 33%, cioè il 70% che ha fatto una sola dose di uno dell'altro non è coperto. Se fa le due dosi c'è una copertura del 50%. Quindi sulla variante indiana la copertura vaccinale esiste, ma non è buonissima, non è buonissima. Io soffro di mal d'Africa, vado in Africa da 30 anni e guardate qua, questa è un'altra follia dell'Occidente, cioè qui sono i vaccinati nel mondo, più il colore scuro più ci sono vaccinati. Guardate gli africani sono 1.200 milioni. L'Occidente ha promesso per l'anno prossimo 100 milioni di dosi, ma sono 1.200 milioni, insomma, ecco. E questi si muovono inevitabilmente, quindi se noi non controlliamo la pandemia sul piano mondiale non usciremo mai, ecco. Quindi qui c'è stato sospendere i brevetti, io non sono d'accordo, però dovremmo fornire a costo zero i vaccini per tutti. Il futuro non lo so. Quanto dura la protezione? Credo molti di voi hanno il Green Pass, è valido per 9 mesi e poi bisognerà ripensarci, no? Completeremo la vaccinazione a fine 2021, è vero, è verosimile che dovremo rivaccinarci, su questo non c'è dubbio, quindi dovremo fare o una terza dose oppure probabilmente un Pfizer o Moderna rimodellati per coprire la variante indiana, quindi a fine anno, inizio dell'anno prossimo dovremo rivaccinarci. Le varianti ne abbiamo, chi darà i vaccini al paese del terzo mondo? Devono essere i paesi sviluppati, se no lì ci sono focolai. Io vado in Burundi e lì hanno telefonato recentemente di mandare qualcuno che possa far aumentare la produzione di ossigeno, che vuol dire che sono malati che sono lì e muoiono perché non hanno ossigeno. Farmaci antivirali, c'è qualche novità, ad esempio questo è il Molnupiravir, che è un farmaco per bocca, allora pensate di poter curare un malato a casa sua, sarebbe il massimo. Verosimilmente dovremo convivere con questo virus, si adatterà alla razza umana e noi ci adatteremo a lui, quindi più o meno come ci vacciniamo per l'influenza, probabilmente ogni anno faremo un vaccino per il coronavirus. E poi
i grandi guai successi, io ho fatto accenno ad alcuni, devono farci ripensare un po' a tutto. Riorganizzazione della medicina territoriale, non c'è dubbio, ormai il vecchio medico di base in parte non c'è più e quindi ci saranno quelle comunità di medici, 10 medici con infermiere, con personale amministrativo, con un ecografo, con altre, ecco, questo è un po' il futuro. E poi ovviamente dovremo rifare un piano pandemico, perché c'era già, il piano pandemico era del 2005, era orientato su una pandemia influenzale, che non c'è stato, c'è stata nel 2009, ma era una banalità. Quindi non è tanto avere le carte, bisogna avere poi gli strumenti per rispondere al guaio. Termino con una cosa che deve anche farci riflettere. Queste sono tutte le epidemie influenzali degli ultimi 15 anni, quella rossa è quella di quest'anno. Noi con lavaggio delle mani, mascherine, riduzione dell'assembramento abbiamo azzerato l'epidemia influenzale. Quindi vedete come qualche volta i nostri comportamenti possono avere dei risultati magari inattesi su un altro ambito, ma vedete qua l'influenza non c'è stata per i nostri comportamenti. Quindi io credo che questa pandemia deve insegnarci alcune cose, deve essere un po' maestra degli anni a venire, soprattutto per i giovani. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Ringrazio il professor Concia per questa chiara esposizione. Non ho prima salutato il colonnello Giuseppe Baldisserotto, che rappresenta qua il signor generale comandante delle forze operative terrestri di Palazzo Carli, e direi che, vista anche il caldo, possiamo dichiarare chiuso quest'atto accademico. Grazie. Sì, lo so. Ciao, grazie. Ciao Francesca, grazie. Sì, lui mi ha detto non più di 15 minuti, quindi ero preoccupato. Bisogna essere un po' sintetici perché l'attenzione delle persone non dura all'infinito.